Il Sole, come vi ho detto, lo fa mantenendo assieme questo gas ad altissima temperatura e lo fa perché è grande, cioè sostanzialmente il Sole tiene insieme, funziona, mantiene al suo posto questo combustibile che brucia in maniera nucleare perché ha una massa molto molto grande. In laboratorio la questione è molto più difficile, vi spiegherò fra un attimo come cerchiamo di fare. Solo una parola, perché prima, ricordate proprio all'inizio, ho usato questo aggettivo rinnovabile. Il combustibile per la fusione è effettivamente, diciamo, perlomeno su scale di tempo, come dire, umane, ecco, inesauribile. Con lo 0,1%, il deuterio lo trovate nell'acqua di mare per capirci, con lo 0,1% di risorse deuterio garantireste circa 200 milioni di anni di utilizzo di un reattore a fusione. Il litio, perché dico litio? Perché il trizio lo ricavate dal litio. Il litio è un minerale, quello con cui si fa le batterie, tanto per capirci, dei telefonini, e col 5% di risorse di litio potreste far andare garantire il consumo, il fabbisogno di energia elettrica per circa 2000 anni e con solo il 5%, quindi insomma sostanzialmente non c'è un vero problema di combustibile. Qual è il problema reale? Il problema è far stare al suo posto questa cosa, perché questo combustibile sfortunatamente per produrre energia deve essere prodotto e vabbè, fin qui poco male, ma deve essere riscaldato a 100 milioni di gradi e deve essere anche contenuto al suo posto, cioè in un oggetto che è una centrale, insomma un oggetto che ha una dimensione ragionevole. Come lo facciamo? Allora, noi cerchiamo di farlo attraverso dei campi magnetici. Allora qui direi che l'ora comincia a essere abbastanza tarda, non mi dilungo, ma con i campi magnetici, senza scendere troppo nel dettaglio, credo che ciascuno di noi abbia esperienza. Calamita è un campo magnetico, produce un campo magnetico, quindi questo campo magnetico può sviluppare una forza su questo gas ad alta temperatura e può tenerlo al suo posto in questi contenitori a forma di ciambella. Vedete, questo è un disegno, questo in realtà è il nostro, è quello che abbiamo a Padova, il nostro contenitore, e questo qui ovviamente è un Sole che ci ho messo dentro io, giusto per dare l'idea, ma insomma, guardate il contenitore al suo interno è protetto da queste 2000 mattonelle di grafite, ciascuna di queste è una mattonella di circa 15x10, insomma, che vedete qui. Allora, questa cosa si sta facendo, cioè esistono dei dispositivi che funzionano su questo principio, ancora dispositivi di ricerca in cui non viene prodotta energia, ma viene ancora solo studiato il processo. Il più grande attualmente in funzione si chiama JET, è un esperimento europeo, cioè è finanziato e gestito dalla comunità europea, quindi da tutti noi, sta vicino a Oxford, e questa è quella ciambella di cui vi parlavo. Vedete, è abbastanza grandicella, questo è un uomo che entra per fare la manutenzione e quindi avete un po' un'idea. Quindi ricordate il nostro discorso dell'ascensore all'inizio, perché la fusione? Allora, noi abbiamo cercato di capire, insomma facciamo un attimo il punto, no? di cosa siamo detti stasera. Abbiamo cercato di capire cos'è l'energia, perché ci serve, come funziona sostanzialmente, abbiamo cercato di capire dov'è che viene utilizzata e per quali motivi appunto ne abbiamo bisogno. Abbiamo anche poi visto come si può cercare di produrre e la fusione, quindi possiamo sulla base di tutte queste tappe intermedie che abbiamo fatto dire che ha sostanzialmente una serie di proprietà estremamente positive. È sicura, è pulita, è rinnovabile, è libera da CO2. Spendo due parole su queste cose, in particolare sulla sicurezza e sulla pulizia, perché su questo voglio essere estremamente chiaro. La pulizia cosa significa? Voi sapete che in realtà il problema sostanziale, reale, delle centrali a fissione tradizionale è il problema delle scorie. Ora, so di fare un discorso non banale, non facilmente accettabile, ma mentre con delle precauzioni adeguate e diciamo con semplicemente forse con una prudenza maggiore
l'incidente di Fukushima si sarebbe potuto evitare, nonostante la drammaticità dell'evento, insomma ci è arrivato non dai 16 metri sopra, però probabilmente se i generatori di emergenza fossero stati messi su un soppalco a 20 metri si sarebbe potuto evitare. Quello che non si può evitare per, di nuovo, una questione fisica della fissione, sono le scorie. Le scorie della fissione, del reattore a fissione, sono scorie che sono radioattive e che mantengono la loro radioattività per ere geologiche, cioè per migliaia di anni. Il che vuol dire che per migliaia di anni questi prodotti, le ceneri sostanzialmente, tipo la cenere proprio della carbonella, la cenere del fuoco, della reazione chimica è la carbonella che trovate a casa, no? O quando fate un picnic. Le ceneri della fissione sono appunto questi nuclei radioattivi. E questi nuclei dovete seppellirli da qualche parte, e lì c'è il problema sostanziale per cui la scelta della fissione non è una scelta sostenibile, cioè pone un carico sulle generazioni future troppo grosso. Dopodiché anche qui potremo parlare a lungo su quanto in realtà probabilmente, pur non essendo sostenibile sul lungo periodo, per il breve periodo è probabilmente una necessità per il nostro pianeta, ma non è certamente una scelta sostenibile. La fusione produce, non ha, come vi spiegavo, scorie. Le ceneri della fusione sono elio. Cosa succede in un reattore a fusione? Certamente i neutroni quando si fermano, e quando si fermano nella struttura del reattore lo rendono debolmente radioattivo, ma un reattore a fusione probabilmente dovrete trattarlo con un po' di cautela quando finirà di funzionare per qualche decina d'anni, ma dopo diciamo 10, 20, 50 anni, ma quindi non più ere geologiche, ma ere facilmente gestibili anche da una generazione, un reattore a fusione diventa un oggetto che potete più o meno dare al ferro vecchio. È sicura. Io di solito stasera mi sono dimenticato di portare dietro un accendino, un accendino proprio, e dico che diciamo, la fusione funziona con lo stesso principio dell'accendino, cioè se voi lo accendete e mi cade per terra, nel momento in cui lo mollo dalla mano, cioè termino di usarlo, per un incidente si spegne da solo. La fusione è la stessa cosa. E di nuovo, anche qui sarebbe un po' troppo lungo da spiegare, non complicato ma solo lungo, per ragioni fisiche fondamentali, cioè non c'entra l'uomo, quanto è bravo l'uomo a progettare sistemi di sicurezza, ma per leggi della natura il processo di fusione si spegne automaticamente qualora qualcosa succeda di imprevisto. Questa di nuovo è una differenza sostanziale rispetto alla fissione, perché nella fissione, sapete, può anche succedere che il processo rimanga acceso anche per molto tempo dopo un evento catastrofico, un evento accidentale. Quindi questa è certamente, ci sono certamente due grosse differenze. Vabbè, insomma, diciamo tutto questo, al di là delle mie parole, potrebbe anche essere riassunto a questo è un topolino di qualche decina di anni fa, ma insomma, potete leggere voi stesso, insomma, era la visione degli anni '80 del tokamak, che appunto è uno di questi dispositivi per produrre la fusione. Allora, vado a chiudere raccontandovi cosa si fa fuori dalla porta di casa nostra, insomma, la prendo un po' lunga, parto dal sud della Francia e poi mi spingo pian piano lungo Costa Azzurra, passiamo il confine e arriviamo a Padova. Allora, diceva la signora Chiara che mi ha introdotto che di fusione si parlava 20 anni fa, vero, 20 anni fa si parlava di fusione fredda, tutta un'altra cosa di cui stasera non vi parlerò. La fusione, quella calda, diciamo, quella che attualmente viene ritenuta come diciamo, la speranza concreta, ha nell'ultimo decennio subito una trasformazione estremamente rilevante nelle sue potenzialità. Ora, nel sud della Francia, vicino a Aix-en-Provence, vicino a Marsiglia, sostanzialmente, si sta costruendo quello che sarà il primo reattore dimostrativo, si chiama ITER, che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia tramite la fusione. ITER è un esperimento molto grande, questa dimensione, qui non c'è l'uomo sotto, ma insomma in questa figura qui sono circa 30 metri, dopo vi farò vedere qualche altra foto. È
una cooperazione fra la Cina, la Comunità Europea, l'India, il Giappone, la Corea, la Russia e gli Stati Uniti. È un passo estremamente significativo. Ecco, qui vedete l'uomo, la dimensione dell'uomo. Questo è JET, ricordate, questo è l'esperimento di cui vi avevo fatto vedere prima, di cui avevo parlato prima, quello dove all'interno qui di questa ciambellona c'era l'uomo con la tuta bianca. Questo è ITER, come lo stiamo costruendo adesso, e dovrà produrre, il suo scopo è produrre 500 megawatt di potenza da fusione, quindi un'energia rilevante, cioè dovrà dare una risposta definitiva e conclusiva sulla possibilità di realizzare la fusione. ITER appunto è un oggetto abbastanza grande, pesa, fra virgolette, quasi quanto una portaerei, e non è più solo un disegno, è una realtà. Questa è una foto ormai anche vecchia del cantiere. Queste sono le fondamenta, vedete, insomma, potete rendervi conto, è un buco molto molto grande e qui si sta costruendo in tutta questa spianata qui, dove siamo le colline nel sud della Francia, appunto, dove si è deciso di ospitare questo reattore, sono in questa collocazione è in fase di realizzazione appunto questo nuovo esperimento, che sarà pronto nel 2020, quindi è oggettivamente in fase di costruzione. Ecco, qui c'è un altro aspetto che si potrebbe citare. In realtà ITER ha una storia che è molto più vecchia. ITER nasce da un accordo, pensate, insomma, i più giovani probabilmente neanche li hanno visti, tra due presidenti passati poi alla storia, Reagan e Gorbaciov, che in un vertice degli anni '80 in Islanda, fra le varie cose in cui parlo, decidono anche di unire le forze in questo momento di disgelo, no? La glasnost di Gorbaciov, l'apertura, per lanciare insieme questo grande progetto. Purtroppo ci sono voluti quasi 20 anni per passare da quell'intuizione a una realizzazione concreta. E sto parlando di un oggetto, giusto per dare un'idea, che avrà un costo complessivo al termine della sua costruzione di circa 13-14 miliardi di euro. Allora, ovviamente sono un sacco di soldi, ma 14 miliardi di euro distribuiti su quelle 7 realtà geografiche di cui vi ho parlato. Quelle 7 realtà geografiche sono più della metà della popolazione mondiale, insomma, pensate solo alla Cina e all'India da sole, Stati Uniti. 12-13 miliardi sono poco più del costo stimato del ponte sullo Stretto di Messina, ecco, di nuovo, giusto per dare qualche idea concreta di cosa vuol dire queste cifre, insomma, cioè sono cifre che una nazione si può permettere relativamente facilmente, insomma, no? La manovra dell'ultima manovra del governo Monti era 20-25 miliardi, adesso non per di ricordare, quindi questi sono le cifre. Allora non voglio ovviamente parlarvi troppo di quello che facciamo noi, nel senso semplicemente, anche perché di queste cose qua poi siete benvenuti se magari in occasione, questa anche colgo l'occasione per gli organizzatori, se in qualche momento dell'anno prossimo, insomma, avete anche piacere di organizzare una visita al nostro laboratorio che sta in zona industriale a Padova, quindi insomma mezz'ora di auto da qui. A Padova c'è uno dei più grossi esperimenti di fusione, che è l'esperimento RFX, che è quello l'esperimento di cui sono responsabile, e ovviamente è più piccolo di ITER. Questo è un mio collega, vedete il plasma che noi produciamo viene prodotto all'interno di questo anello, è uno dei due grandi esperimenti italiani. Il secondo, vedete, hanno tutti questa forma sempre ad anello, a ciambella, sta a Frascati presso la sede dell'Enea. Stiamo anche lavorando insieme con i colleghi di Frascati per realizzare un nuovo esperimento che si chiama FAST, si dovrebbe chiamare FAST, e per il quale stiamo proprio lavorando in questi mesi per cercare di proporlo alla comunità internazionale e anche al nostro governo, ovviamente. Due parole appunto su quello che facciamo, perché il fattore umano, abbiamo parlato un sacco di energia, no, di tecnologia stasera, su tutte queste cose qui, però poi alla fine le persone sono fondamentali, no? L'esperimento presso cui lavoro è gestito da questo consorzio, si chiama Consorzio RFX, che è fatto da CNR, Enea, Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Abbiamo anche un partner privato che sono le Acciaierie Venete, e abbiamo circa 150 persone. Un aspetto estremamente interessante è l'età media. Il nostro è un gruppo relativamente giovane,
perché abbiamo un forte legame con l'università, abbiamo formato molte persone, abbiamo un'età media attorno ai 40 anni, che appunto per un gruppo di ricerca, tenendo presente che andiamo dal neolaureato fino a persone sessantenni, è decisamente basso. Abbiamo anche grossi progetti, anche in realtà se veniste in questi giorni vedete che abbiamo cominciato la costruzione di questo grande edificio, andremo a costruirvi un componente estremamente importante di ITER che verrà costruito a Padova, e quindi anche qui Padova di nuovo centrale in queste grosse realizzazioni. Io mi chiedevo cosa, ovviamente di quello che facciamo, su quello che facciamo potrei parlarvi una mezz'ora, insomma sono le 10, quindi è veramente il caso di smettere adesso. Allora ho preso solo un esempio delle tante cose che facciamo, un esempio un po' curioso, che ho utilizzato anche con i miei studenti proprio l'altro giorno, l'ABS, no? Cos'è l'ABS? L'ABS è il sistema di assistenza alla frenata che avete montato praticamente su tutte le autovetture moderne. Cosa fa l'ABS? Sostanzialmente l'ABS misura la velocità di rotazione della ruota quando si accorge che una ruota smette di ruotare perché per esempio finita su una zona ghiacciata, modula automaticamente attraverso una centralina, un computer sostanzialmente, la potenza di frenata, il ritmo di frenata, in maniera tale da riportare la ruota in rotazione e da ripristinare l'aderenza. Questo è quello che fa l'ABS, ovviamente lo fa senza che voi ve ne accorgiate, e il concetto è proprio quello della controreazione. Questo controllo in controreazione è alla base della tecnologia moderna. Io vi ho fatto due esempi semplici, ma gli aeroplani moderni sostanzialmente volano grazie ai sistemi in controreazione, in controllo elettronico. Un Airbus, probabilmente molti di voi lo sanno, vorrei spaventare, ma credo non abbia più nessun collegamento fisico fra la cloche del pilota e i timoni, per esempio, non c'è più un cavo, insomma, sono tutti segnali elettrici. Questa è una immagine abbastanza curiosa che trovate anche su History Channel in internet. Questo è un aereo israeliano, un caccia, che durante un'esercitazione è stato colpito per errore da un compagno. Il pilota non si è accorto di aver perso un'ala, ha dichiarato poi, perché altrimenti si sarebbe buttato col paracadute, e pensando di aver avuto un incidente molto minore, grazie al controllo in controreazione dell'aereo che ha lavorato per lui, è riuscito a stabilizzare l'aeroplano, a volare con ala sola e a riportarlo a terra.